Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, cultura e turismo, si riparte. Ne parliamo con Serena Mizzan e Irene Bongiovanni. Le convenzioni per l'inserimento lavorativo, l'esempio della cooperativa sociale Contea. Come si distribuisce la ricchezza in una cooperativa? Lo spiega il nostro esperto. Maurizio Era è il nuovo presidente della Federazione Confcooperative Lavoro e Servizi del Friuli Venezia Giulia. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa Contea è una cooperativa che fa parte del consorzio di cooperative sociali Il Mosaico ed è attiva sul territorio dell'Isontino e della Bassa Friulana da circa 20 anni. L'attività principale è una cooperativa di tipo B, quindi è orientata ad attività di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate. Quali sono le attività? Sono l'organizzazione di eventi, le manutenzioni di aree verdi, alcuni interventi nel settore delle pulizie e poi ci occupiamo un po' di agricoltura sociale. Abbiamo un progetto con il Comune di Moraro per gestire un vigneto che poi nel corso degli anni ha permesso di produrre un vino, che è poi il nostro progetto più bello, più importante, perché attraverso questo vino noi riusciamo un po' a esportare quelle che sono il senso e la mission della cooperativa e riusciamo a esprimerlo attraverso questo vino che un po' esporta appunto questo modello di coinvolgimento delle persone per dargli dignità e anche prospettive per il futuro. Questo prodotto si chiama Moros Moraro, il nome un po' deriva da proprio il senso del progetto, come è nato, cioè l'unione tra il Comune di Moraro, la cooperativa, un'azienda agricola che ci ha dato una mano dal punto di vista tecnico e un po' racchiude un po' quello che è il senso e la mission della cooperativa in termini di coinvolgimento del territorio e, come ho detto prima, appunto nuove prospettive a favore di persone che altrimenti avrebbero delle difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Il lavoro è il tema principale, su cui noi lavoriamo appunto e creiamo opportunità di inserimento al lavoro nei confronti delle persone che altrimenti avrebbero difficoltà a approcciarsi al mondo del lavoro. E come lo facciamo? Lo facciamo soprattutto nei settori della manutenzione del verde, nell'agricoltura sociale, anche poi creando appunto opportunità vere e proprie di lavoro. Assumiamo le persone con contratti regolari, alcuni di questi fanno magari un periodo di tirocinio o borsa lavoro, però poi effettivamente se ci sono le condizioni di sostenibilità noi le assumiamo. E in questo senso i progetti di inserimento al lavoro derivano soprattutto da contratti che abbiamo sia con enti privati ma soprattutto con enti pubblici, cioè noi lavoriamo con gli enti pubblici, ci danno dei servizi, soprattutto nella gestione del verde, perché è il fatturato più importante che abbiamo, ci danno dei servizi attraverso i quali noi gestiamo appunto il verde pubblico per diversi comuni del territorio a partire dall'Isontino alla Bassa Friulana e attraverso questi servizi riusciamo a inserire delle persone al lavoro, nuove persone al lavoro, inserirle nelle squadre di lavoro. Il tutto deve essere ovviamente sostenibile sia dal punto di vista economico, anche se dal punto di vista tecnico e anche ovviamente della qualità dell'intervento che facciamo, perché comunque gli enti pubblici e comuni si aspettano un servizio di qualità. In quest'ambito diventa molto importante riuscire appunto a comunicare questi aspetti qua con gli enti pubblici e per questo appunto, parlando di legge eventi, di questa opportunità, di questo strumento, risulta molto importante che ci sia questa opportunità per i comuni di avere, delle agevolazioni
o delle risorse, diciamo, per gli affidamenti e per i contratti che attivano con le cooperative sociali. È uno strumento molto concreto perché permette effettivamente per ogni contratto che l'amministrazione pubblica concede alla cooperativa sociale di avere da parte del comune in questo caso un ritorno anche economico e quindi in qualche modo incentivare il comune a legare, a fare degli affidamenti alle cooperative sociali. D'altro canto noi attraverso questo strumento riusciamo effettivamente a creare nuove opportunità di lavoro. Vi dico solo che negli ultimi 2 anni siamo riusciti proprio ad assumere almeno 5 persone grazie appunto a queste opportunità che ci sono. Quindi è un sistema che in questo momento sta funzionando. Ci sono ancora delle cose da sistemare dal punto di vista burocratico, eccetera, delle rendicontazioni, però è uno strumento che adesso funziona e in qualche modo i comuni sempre più lo stanno anche conoscendo grazie insomma anche al lavoro che facciamo noi di informazione e diventa proprio uno strumento efficace per creare lavoro, ma creare lavoro proprio reale ed effettivo nei confronti di queste persone. Le persone che iniziano questi percorsi di inserimento lavorativo e anche che poi possono essere assunte insomma, all'interno della cooperativa provengono dai servizi di salute mentale, che dal SERT e noi in questi ultimi anni abbiamo trovato insomma, un equilibrio nell'inserire le persone nelle squadre di lavoro con dei bravi operatori e anche con l'acquisto di attrezzature e dotazioni anche tecnicamente molto valide, quindi riusciamo a mantenere quell'equilibrio nel servizio e quindi in tutte le attività, riuscendo a far lavorare le persone, riuscendo a dare anche un servizio veramente di qualità agli enti pubblici. Tutto questo insieme garantisce sostenibilità per tutto l'apparato, per la cooperativa, per il servizio fornito e quindi garantisce anche possibilità di sviluppo in futuro. È Maurizio Era di Trieste il nuovo presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi FVG. Lo ha eletto all'unanimità l'Assemblea delle cooperative associate alla Federazione di Settore, riunitesi a Udine, che rappresenta le cooperative del Friuli Venezia Giulia associate alla centrale Confcooperative e operanti in settori quali la logistica, i trasporti, il facility management, i servizi alle imprese, impiantistica, edilizia, nonché cooperative industriali e artigianali. Un comparto rappresentato da 112 imprese che producono un fatturato complessivo di oltre 133 milioni di euro, con 3.221 soci e 3.320 addetti, costante nel quadriennio la crescita del fatturato, più 14% dal 2017, e degli addetti. Salve a tutti, la pandemia ha lasciato decisamente uno strascico molto negativo per quanto riguarda i settori della cultura, dello sport, del turismo e in mezzo ci sono anche ovviamente le imprese cooperative, ma c'è una grande voglia di ripartire, di approfittare di questo momento per crescere ulteriormente e nuovamente. Di questi aspetti parliamo oggi con Serena Mizzan da Trieste, che è la Presidente regionale, e con Irene Bongiovanni, che è la Presidente nazionale. Ascoltiamo le loro voci. Presidente Mizzan, quali sono gli strascichi che ha lasciato la pandemia, o meglio ancora questi 2 anni di pandemia nel settore cooperativo, del turismo, dello sport e della cultura? Gli strascichi sono in realtà drammatici. Se noi guardiamo il tasso di crescita che caratterizzava le nostre cooperative a partire dal 2016, 2017 2018, eravamo in costante crescita. Il 2020 sul 2019 registra un calo medio dei fatturati del 34%.
Purtroppo non abbiamo ancora dati certi sul 2021 perché non tutte le cooperative hanno chiuso il loro bilancio relativamente al 2021 in questo momento e quindi non abbiamo dati precisi, ma sicuramente non sarà stato molto meglio di quanto sia il 2020, quindi è una situazione molto molto difficile. In questa situazione si può pensare a una ripartenza, a una possibilità di tornare a crescere e ad accogliere di nuovo persone, scuole, ospiti, turisti per provare appunto a ripartire? Ma noi in qualche modo siamo ripartiti più e più volte perché non possiamo dimenticarci che in questi 2 anni ci sono stati degli stop and go che si sono ripetuti. Confidiamo nel fatto che effettivamente con la fine dello stato di emergenza l'affluenza nelle nostre imprese da parte dei turisti, dei visitatori, degli sportivi, quindi sono 3 ambiti che sono stati fortemente colpiti dalle limitazioni date dal Covid, possano riprendere la loro attività. Certo, ci vorrà del tempo per ritornare ai numeri che abbiamo visto nel 2019. Mi sento però di dire che mi sembra di vedere uno spiraglio veramente positivo e spero soprattutto che le nostre cooperative sapranno cogliere quello che c'è di opportunità nel periodo che abbiamo davanti. Io credo che sia questo momento per trovare il coraggio per investire, per cambiare, per fornire nuovi servizi che tengano conto di tutto quello che è accaduto in questi 2 anni, perché molte cose sono cambiate. Io credo che le cooperative abbiano le competenze e le energie per fare di questi cambiamenti un punto di forza per la loro crescita. Presidente Bongiovanni, abbiamo appena accennato alla ripartenza, ma con lei potremmo approfondire la questione qualità della ripartenza nelle imprese cooperative che si occupano di cultura, sport e turismo. Sì, intanto speriamo davvero di poter parlare di ripartenza, ne abbiamo bisogno nonostante il contesto internazionale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato proprio di puntare, come ha ben detto lei, sulla qualità, e cioè di provare a ottimizzare, a valorizzare questi mesi così difficili di Covid in cui siamo stati fermi, i nostri settori hanno veramente patito molto, per cercare anche di pensare al futuro, pensare alla ripartenza con nuovi modelli. Faccio 2 esempi. Uno è il caso della Col Viviamo Cultura, dove abbiamo cercato di sostenere il partenariato speciale pubblico-privato per la gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà della pubblica amministrazione. Guardi, proprio in piena pandemia, insieme all'ANCI nazionale, abbiamo cercato di portare avanti e l'abbiamo ottenuta una modifica del codice degli appalti, il famoso articolo 151. Quindi, per farla molto breve, che cosa oggi possiamo portare avanti in termini di modelli? Uscire dalla logica del solo affidamento di servizi alle cooperative culturali per la gestione e valorizzazione di beni culturali e entrare nella logica della progettazione condivisa. Quindi lei pensi quale qualità possiamo garantire ai territori? Un dato: 60% del patrimonio culturale diffuso prima del Covid in Italia era o non utilizzato o sottoutilizzato. Quale problematica, ma anche quale opportunità. Bisognava cambiare modello e allora pubblica amministrazione e cooperazione culturale insieme per cercare di creare dei progetti condivisi di lunga durata, quindi entriamo anche nella logica degli investimenti per le nostre cooperative, pensiamo a progetti di 10-15 anni dove anche la filiera cooperativa agroalimentare, sociale, sanitaria può entrare davvero in gioco. Stessa cosa per i beni culturali ecclesiastici, anche qui abbiamo fatto una call, abbiamo detto proviamo a scommettere insieme con il mondo della CEI e insomma in tutto il contesto della CEI su come anche qui valorizzare i beni culturali per creare anche nuova occupazione e sviluppo sostenibile. Sono 2 esempi molto pragmatici, potrebbero essercene tanti, ma ecco come la cooperazione ancora una volta in fase di difficoltà e di crisi prova a scommettere, a mettersi in gioco per il benessere delle comunità. La cooperazione si è sempre occupata, fra l'altro passando dalla cultura al turismo, di turismo sostenibile. Siamo ancora in linea con questo tema? Si sta crescendo oppure ci sono dei cambiamenti in corso? Allora, i dati di oggi ci dicono che insomma, le persone cercano un tipo di turismo diverso. Già prima i dati ci dicevano che c'era una ricerca dell'esperienzialità, di tutto quello che è anche qui il benessere, le aree interne, i borghi. Ecco, la cooperazione rappresenta tutto questo. La gran parte delle nostre cooperative ha proprio
sede in queste zone e quindi rappresentiamo quell'offerta turistica. Che cosa stiamo cercando di fare però? Di aggregare queste offerte a livello nazionale, perché la difficoltà spesso è quella di stare su un mercato globale. Allora anche in questo Confcooperative sta cercando di dare una leva di sviluppo alla grandissima qualità delle offerte turistiche che la cooperazione rappresenta. Per fortuna c'è un riconoscimento a livello nazionale anche di questo ruolo della cooperazione. Ecco, siamo convinti per il futuro, facendo squadra tutti insieme, sul turismo responsabile la cooperazione ha davvero molto da dire. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. CIEM Società Cooperativa è una piccola azienda che è nata praticamente in provincia di Latina, in un piccolo paesino della provincia di Latina, ed è un'azienda che è stata inizialmente avviata da me, mio fratello e mio papà, pur essendo anche oggi a carattere familiare, ed è stata creata più che altro per lavorazioni di cantiere, di cantieristica, di manutenzioni generali. Infatti il nome CIEM significa proprio Cooperative Impianti Elettrici e Manutenzione. Da qualche anno a questa parte siamo entrati nel mercato del Triveneto, anche grazie alla collaborazione di varie aziende che ci hanno permesso di venire a lavorare su nel nord Italia, e quindi da un paio d'anni a questa parte abbiamo deciso di trasferire la nostra società qui in Friuli. Abbiamo trovato questa sede dove abbiamo sviluppato una piccola produzione di quadri e cablaggi elettrici industriali. Oggi CIEM è più avviata sul secondo settore, quindi quadri e cablaggi elettrici, sta mollando piano piano il settore dell'edilizia, l'impiantistica generale e le manutenzioni. CIEM non è altro che una realtà che lavora con aziende locali, sta aumentando quello che è il volume d'affari per quanto riguarda la produzione di quadri elettrici industriali conto terzi, perché noi non facciamo progettazione diretta, ma in realtà lavoriamo su progettazioni e commissioni dei nostri clienti. CIEM, pur essendo una realtà piccola, siamo all'incirca 6 persone e riusciamo a tirar fuori numeri abbastanza importanti oggi, anche grazie all'ausilio di macchine che ci aiutano nella produzione e nello sviluppo di questi prodotti. Ad esempio ogni anno processiamo all'incirca 200-300 quadri elettrici bordo macchina, perché sono quadri che andranno installati poi su delle macchine frigorifere. Come si distribuisce la ricchezza in una cooperativa? La cooperativa è un'impresa e come ogni impresa ha un obiettivo: avere più ricavi che costi. L'eccedenza dei ricavi sui costi costituisce quello che si chiama nelle società ordinarie utile, in cooperativa si chiama anche avanzo. Quando questo utile emerge dall'attività svolta con i soci si chiama in particolare avanzo mutualistico. Ecco, questo avanzo mutualistico viene ripartito tra i soci, non come accade nelle società in proporzione a quanto capitale sociale uno ha messo, ma in proporzione a quanto scambio mutualistico è stato fatto dal socio e
diciamo, come questo scambio mutualistico è stato fatto. Faccio un esempio banalissimo. Siamo 2 soci in una cooperativa, io ho il 90% del capitale, l'altro socio il 10%, però lui ha lavorato il doppio delle ore di me. L'utile, l'avanzo mutualistico, lui prenderà il doppio dell'avanzo mutualistico che prendo io, nonostante io abbia molto più capitale sociale di lui. Quindi la cooperativa è uno strumento che distribuisce ricchezza secondo criteri meritocratici. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.conscoop-fvg.it. Oggi CIEM è in forte sviluppo soprattutto grazie all'ausilio e alla collaborazione di un'azienda del territorio molto importante che sta dando oggi tanta fiducia alla CIEM. Siamo riusciti oggi ad intraprendere un percorso anche all'interno di mercati diversi da quello italiano e quello locale, perché queste aziende esportano all'estero, esportano in Thailandia, esportano in America, Nord America e Canada, quindi CIEM in effetti non farà altro che continuare a crescere, impegnandosi nel ciclo produttivo, aumentando i volumi d'affari grazie alla collaborazione dei nostri clienti, ma soprattutto cercherà di affrontare un discorso di certificazioni, perché esportando all'estero avremo bisogno di certificazioni particolari per mercati esteri, soprattutto nel settore elettrico, e quindi oggi CIEM sta puntando alle certificazioni per aumentare sì la produttività dell'azienda ma anche la qualità del prodotto che noi forniamo ai nostri clienti, per garantire un prodotto più sano e più coerente con quello che è il mercato in cui ci stiamo inoltrando.